Amici ed amiche appassionati in ascolto, ben ritrovati. Un saluto da Claudio Costanzo che, da rinnovato campione di rogazionisti in Messina, è lieto di presentarvi la seconda giornata del campionato di giovanissimi provinciali, dove la Scuola Calcio Sicilia ospitava lo Sporting Atene Messina, reduce dalla roboante vittoria del Valerio Bacigalupo di Taormina per 11-1. Si sistema con un 4-2-3-1 Mister Mangano, che vede Carbonaro tra i pali, linea difensiva formata da Zingales e Sacca sugli esterni, Fasanella e Abate al centro della difesa, di fronte a loro Capillo e Peditto. La linea di trequartisti dietro l'unica punta Paladino è formata da Notini, Catalin e Ruggeri. L'SC Sicilia risponde con Nasso tra i pali, col 2 Piccione, 3 Messina, 4 Bertuccelli, 5 Sciliberto, 6 Quartaronello, 7 Dell'Acqua, 8 Russo, 9 Guglielmo, 10 Scardigno, 11 Runci. Classico completo biancorosso per i ragazzi di Mister Mangano, come vuole la tradizione societaria. Maglia blu con inserti bianchi per i ragazzi di Mister Leto, che soffrono subito le offensive degli ospiti. Qui complice una disattenzione di Nasso dopo appena 3 minuti, e infatti Paladino a firmare il gol del vantaggio per lo Sporting Atene Messina. Liscio dell'estremo difensore della Scuola Calcio Sicilia, che libera al tiro il neoacquisto della formazione del presidente Mangano. Qui ha un'altra occasione dopo appena un minuto con Ruggeri di siglare subito il gol del possibile 2-0, che viene negato anche da questa uscita in presa bassa di Nasso, che si fa perdonare l'errore precedente. Continua però il pressing dello Sporting Atene, che produce questo tiro che libera praticamente Ruggeri a tu per tu con Nasso. Non può sbagliare ed è 2-0 per i biancorossi. La firma è del numero 11 della formazione di Mister Mangano, che con questo destro incrocia sul palo vicino e gonfia la rete per la seconda volta. Anche Capillo al 19esimo minuto andrà a segno con questo bel destro che trafigge Nasso, mettendo praticamente in discesa la partita. Potente e preciso il suo destro, quale nulla può il giovane portierino. La formazione di Mister Leto dedica speciale al cielo per il numero 4 di Mister Mangano. Ci mette invece 24 minuti la Scuola Calcio Sicilia per creare pericoli dalle parti di Carbonaro. Dall'altro lato al 29esimo è invece Catalin che prova a sfruttare il proprio strapotere fisico. La palla vaga in area fino al tentativo di Sacca, che spedisce nella tribuna retrostante la porta. Continua a spingere lo Sporting Atene Messina, ma trova un pronto intervento e degli splendidi riflessi del numero 1 Nasso, che però verrà sorpreso dal calcio d'angolo seguente in questa traiettoria diabolica di Catalin, che ci aveva provato appena ieri nell'occasione del rocambolesco vantaggio della formazione allievi. Ci è riuscito, e come quest'oggi per il 4-0 dei biancorossi. Dedica speciale alle nostre telecamere da parte del numero 10 di Mister Mangano nel finale, ennesimo tentativo dei biancorossi con la proiezione offensiva di Peditto. Sarà questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, che si conclude sul 4-0 grazie alle reti di Paladino, Ruggeri, Capillo e Catalin. Si rientra in campo con un cambio per Mister Mangano, infatti farà riposare il proprio numero 10 per far subentrare un altro baby fenomeno, quello di Alessandro Roll. Consulta il cronometro l'arbitro e si può tornare in campo. La girandola di cambi di Mister Mangano vede coinvolti anche Peditto e Notini a favore di Bongiorno e Crea, quando siamo al 7° minuto della ripresa. 3 minuti dopo altri 2 cambi per l'allenatore biancorosso, con Capillo e Ruggeri che lasciano campo a Carpenzano e Crea, quando riuscirà invece a farsi viva dalle parti di Carbonaro la formazione di Mister Leto al 12° minuto. E infatti Guglielmo a provarci col mancino, termina però largo il suo tentativo. L'ultimo cambio vede Abate lasciare spazio a Gulletta quando è il 14° minuto della ripresa. Torna però la fame ai biancorossi nel finale, che qui con Roll colpisce il legno con l'esterno del piede destro. È solo però il preludio al gol del 5-0. Infatti aggira il diretto avversario, incrocia, e anche Alessandro Roll firma il suo nome sul tabellino dei marcatori. Sopraffino il modo con cui aggira l'avversario e incrocia perfettamente sul palo lontano. Termina così a rogazionisti. Lo Sporting Atene Messina porta a casa altri 3 punti in maniera schiacciante, come piace a Mister Mangano. Augurandoci una lieta visione, vi ringraziamo. Da Claudio Costanzo è tutto, un saluto, alla prossima.